Friuli, 1511, il crudele Giovedì Grasso. Il giorno di Giovedì Grasso ci fu una rivolta significativa che coinvolse le classi contadine contro il sistema feudale. I contadini si ribellarono cercando migliori condizioni di vita e di libertà contro tasse oppressive e ingiustizie sociali. La rivolta fu violenta e molti membri delle famiglie feudali furono trucidati. I loro corpi furono spogliati e abbandonati per le vie del centro o lasciati in pasto ai cani o gettati nel fango. I rivoltosi indossarono poi gli abiti dei nobili, inscenando una macabra mascherata, imitando le loro movenze. Di fatto, l'inversione delle parti è tipico del carnevale. Il 26 marzo dello stesso anno, un violento terremoto devastò Udine e l'intera regione, dove costò la vita a quasi 10.000 persone. In seguito, gli stessi territori furono flagellati da peste, carestie e violenti eventi meteorologici. Questi segni vennero interpretati come il segno tangibile del giudizio di Dio.